Il primo obiettivo era ripristinare le condizioni di vita minime per i cittadini, quindi luce, acqua e viabilità. Questo lo stiamo facendo e siamo già a un buon risultato. Ovviamente l'obiettivo secondo è quello di far partire la stagione invernale, non c'è assolutamente dubbio. Abbiamo già raccolto dagli impiantisti le problematiche e le stiamo affrontando una per una. L'obiettivo è che parta la stagione per l'inverno. Anzi, approfitto per invitare tutti a venire a sciare in provincia di Belluno, perché le piste saranno sicuramente aperte. In una settimana, grazie alla macchina che si è messa in moto e grazie soprattutto ai cittadini che si sono rimboccati le maniche da subito, la situazione è già notevolmente migliorata e quindi questo credo che sia una cosa positiva. L'energia elettrica in questo momento c'è più o meno dappertutto, o con linee elettriche o con generatori di corrente. Fra l'altro i generatori, lo dico perché qualcuno già sta domandando, sono ancora lì e sono fermi anche dove è stata ripristinata l'energia elettrica, perché se dovesse mancare di nuovo abbiamo già i generatori sul posto. Rimane il problema più grosso della cabina di Savinair, della linea di Terna, e su questo si sta lavorando a pieno regime, così come sull'acquedotto, perché sono già iniziati i lavori per ripristinare l'acquedotto definitivo di Roccapietore. Ovviamente stiamo parlando di un lavoro che normalmente richiede parecchi mesi, se non un anno per fare, e noi contiamo di farlo, di terminarlo per Natale. Eventi di portata eccezionale, quelli che hanno investito il Veneto nei giorni scorsi, eventi che hanno superato per numeri ed intensità quelli del 1966 e quelli del 2010. Una gestione però della macchina dell'emergenza a cui la Regione Veneto ha lavorato negli anni, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia proprio nella gestione effettiva della filiera della protezione civile, che ha dato dei risultati. Nessun fiume è uscito dagli argini. Molte opere fatte in questi anni hanno contribuito a limitare i danni in montagna, però sicuramente appunto l'evento è stato di assoluta eccezionalità. Nell'altipiano d'Asiago, poi nel Feltrino e poi fino al Lago Ordino, venti di portata incredibili, oltre i 190 km/h, precipitazioni talmente intensi e talmente violente che hanno creato situazioni di disagio, rovinando strutture, infrastrutture tipo gli acquedotti, le fognature, l'energia elettrica, che ha lasciato appunto senza corrente quasi 160.000 utenze. Però appunto la risposta dell'emergenza c'è stata, i lavori fatti hanno tenuto, la filiera assieme alla protezione civile nazionale con quella veneta e assieme ai volontari ha contribuito ad alleviare i danni e a dare una mano alle persone in difficoltà, e possiamo dire che in queste ore appunto si sta ritornando quasi a una normalità nei servizi essenziali. Quindi la Regione Veneto ancora una volta si è dimostrata pronta a fronteggiare gli eventi e pronta subito a riparare quello che è riparabile. C'è molto lavoro da fare, ci sono interventi importanti da fare per quanto riguarda appunto il ripristino di infrastrutture a livello più elevato, quindi aspettiamo anche una risposta da parte del governo, che a parole ha già promesso che ci sarà, ma aspettiamo il Consiglio dei Ministri delle prossime ore per dare un segno tangibile e sonante appunto della vicinanza anche di chi da Roma vede questi eventi.